Insomma, è che mi viene detto che non si può provare e, e lì mi arrabbio e non vado più a vedere nessuna competizione di speed. Campione europeo a coppie con Nicola Scovati, campionato italiano che arriva sempre al pelo ma non è ancora arrivato precisamente, e tante altre cose da dire, e siamo qua appunto con lui per raccontare tutto questo. Se vedete intorno a noi ci sono un sacco di cimeli, quindi ce n'è di cose da raccontare. E io do il benvenuto al nastro di partenza a Nicolas Vicentin. Ciao a tutti, Nicolas, grazie. intanto sono contento che sei passato anche tu al nastro di partenza insieme a tanti altri piloti che devono ancora arrivare e che arriveranno molto presto. E intanto come stai? Come va? Tutto bene, tutto bene, si è svolto penso nel miglior dei modi e nelle migliori possibilità che avevamo in mano come team, come dico sempre, abbiamo fatto una buona stagione perché non sono solo, Vabbè, ho, ho degli amici, della famiglia e un team che mi supportano molto, quindi che magari del team ci arriviamo col tempo, però intanto vorremmo tutti quanti sapere come è iniziato, quando è iniziato questa avventura nel mondo. allora, la passione per lo speed è nata da quando ero giovanissimo, perché avevo mio padre che mi portava sempre a vedere qualche gara, le gare più importanti generalmente, perché negli anni passati ci svolgeva anche il GP, che è il massimo dello speedway a livello mondiale, a Lonigo appunto. E da lì è nata la passione, sono sempre stato appassionato di motori. Però lo speed era quello che mi colpiva di più, Aveva qualcosa in più che sì, ti attirava. mi attirava di più e per un po' di anni insomma, ero in giovane età, 6 anni, 7, 8, così andavamo a vedere appunto queste gare, poi ho chiesto all'età di 11 anni, 12 se si poteva provare una moto da speed e purtroppo in Italia non si può da giovanissimi così provare la moto da speed, è un grande problema secondo me che dovrebbe andare risolto e cercheremo probabilmente di risolvere nei prossimi anni e di far iniziare i ragazzini un po' più giovani, perché in giro per il resto d'Europa si fa e secondo me è una cosa che dovrebbe essere fatta. Insomma, è che mi viene detto che non si può provare e lì mi arrabbio e non vado più a vedere nessuna competizione di speed. Ah, proprio ti allontani In completamente realtà dalla nello moto. speed continuo insomma come ogni ragazzino a coltivare la passione per i motori e delle moto e a 16 anni più o meno io e mia mamma e altri compagni, amici eccetera facciamo una festa di motori qui nel paese vicino a Toara insieme all'area 51 che al tempo aveva un team di trial anche molto forte. Facciamo questa festa di motori e fra le tante moto esposte eccetera c'era questa moto da speed e io la vedo subito, mi colpisce, ci salgo sopra e dopo arriva il padrone della moto e gli chiedo ma come si può provare questa moto perché quando ero più giovane mi hanno detto che non si poteva provare in giovane età. E a 16 anni appunto lui mi dice guarda adesso hanno istituito una scuola di speed che questa scuola viene fatta dalla federazione motociclistica italiana apposta per i ragazzi dai 16 mi sembra più o meno o dai 15 ai 24 anni così per dare la possibilità di capire cos'è lo speed. Lì inizio insomma tutto carico perché devo provare sta moto, inizio a provare a fare queste scuole. Al termine dell'anno
che correva l'anno, adesso non ricordo bene perché sono passati tanti anni che andavo di moto, e inizio a comprarmi una moto da Spesini. L'anno dopo ho iniziato a fare il campionato e da lì in poi non ho più smesso. Ma quanto adesso di preciso magari è difficile ricordarsi, però dal fare le scuole al arrivare a fare un campionato, magari un paio d'anni sono passati. No, in realtà io proprio ho iniziato velocemente, cioè è Quindi stato... ho fatto un anno di Ho scuola. fatto, non ho neanche addirittura terminato l'anno di scuola perché mi sono acquistato la moto al termine dell'anno delle scuole, quindi avrò fatto più o meno 3-4 date di Open Day appunto con queste scuole, con le moto messe a disposizione della federazione, e poi mi sono acquistato la moto e l'ultima data l'ho fatta con la mia moto. Mi sembrava di essere abbastanza portato, non un eccesso, però abbastanza portato, e l'anno successivo ho detto inizio a fare campionato. Inizio a fare campionato e subito cado spesso, come succede nello speed Come ovviamente. tutti. E al termine dell'anno, dopo aver fatto un po' di gare, sono riuscito a conquistare 2 volte di fila, le ultime 2 gare del campionato, il secondo posto, e da lì in poi non mi sono più fermato di andare in moto, insomma. E quanti risultati hai ottenuto da quando hai iniziato? Perché cioè, io adesso mi guardo intorno e ne vedo di cimeli qua intorno, loro che fanno fatica perché comunque la telecamera è ferma. Ne ho raccolti abbastanza, non li ho raccolti tutti quelli che avrei voluto, Ok. però mi ritengo abbastanza soddisfatto dei risultati che ho ottenuto. Insomma, sono stato comunque campione italiano under 21, ho partecipato al GP per 2 volte per 2 anni di fila come riserva a Terenzano, a Udine, che è una delle 2 piste più importanti che abbiamo qui in Italia. Sono stato finalista dell'Europeo Under 21 nel 2014 e la medaglia più importante, diciamo più importante come gara, come manifestazione, è stata l'Europeo a coppie nel 2016, vinto insieme a Nicola Scovatti, e quello è stato il risultato più grande che insomma abbiamo raggiunto. Quest'anno abbiamo ripetuto la presenza nello stesso campionato, però il risultato non è stato quello che si voleva, ma noi contiamo di arrivarci, insomma. Prima o poi comunque arrivi di sicuro ad ottenere il titolo del campionato italiano, però siccome prima hai nominato l'Unigo, giustamente perché è la pista più vicina a casa, e anche Terenzano, quindi Udine, c'è un'altra pista che non hai nominato dove tu hai corso nel 2012, se si cerca in internet si trova anche un video dove hai corso nel 2012 e c'era anche Nicola Scovatti, e non è neanche in Veneto, ve lo dico. Ti dico, di ricordi ne ho tanti, però cioè, ho fatto diverse manifestazioni, ho corso in diverse piste nell'arco dei 13 anni che sono ancora in Sono moto. anche tanti. E quindi adesso lo chiedo io a te, qual è? Perché Allora, di preciso non mi ricordo, e non è neanche Bergantino, ma è giù sull'Emilia Romagna più o meno. È una pista che non c'è più, o comunque se c'è viene usata per altre cose. sì, una volta c'era una pista a Potenza Picena in cui si potevano fare degli allenamenti, e poi c'era un'altra pista che è quella in cui io e Nicola Scovatti ci siamo qualificati per andare poi in finale a Riga nel 2016, ed era Badia Calavena, Eccolo lì. e quella era la pista, cioè era la mia pista. Io sono nato all'Unigo con lo Spedi, però la pista che mi piaceva di più era quella,
e ho fatto una vittoria anche in campionato nella stessa pista e poi si è visto appunto che mi piaceva perché poi ci siamo qualificati dei finali eccetera. E ti ricordi ancora le prime sensazioni che hai avuto quando sei montato in moto, anche proprio al tempo della scuola? Sì, sì, beh, quelle magari posso dimenticarmi la pista come ti ho detto prima, ma le sensazioni qui non te le scordi mai. Cioè, è stata beh, un'emozione, eh, forse anche una liberazione, nel senso che finalmente, Visto che ti avevano bloccato 2 anni prima. finalmente ero riuscito a provare questa volta la speed e poi appunto non son più riuscito neanche a restarne senza fino ad oggi. E l'unica cosa è che io dico che mi piacerebbe vedere lo stesso nei ragazzi che iniziano, che approdano in questo sport, che ci vuole un sacco di impegno, cioè, ci vuole un impegno incredibile, ci vuole voglia di fare, perché le moto da spedire è nulla, perché in sé non ha niente, non ha freni, non ha grossa manutenzione, però tutta quella che c'è è da fare, è da far sempre, ci vuole del tempo, cioè, bisogna dedicarci veramente molto tempo anche durante la settimana, poi magari fai allenamento e devi rismontarla tutta e È un casino. è un bel lavoro insomma. Quindi anche lì ci vuole della costanza, della voglia, non è facile, cioè, come ogni sport, sicuramente dopo dipende dal livello che uno vuole raggiungere, però questo dico, ci vuole impegno e non si pensi che sia facile come vedere, dice, uno viene a vedere una gara di speed e dice se sono 4 giri e si gira intorno e è finita lì. Magari. Invece c'è un mondo dietro che è enorme, cioè, è un lavoro da parte di tutti, di familiari, di piloti, di amici, di team che sono, cioè, è costante, deve essere costante, deve essere fatto bene, ci vuole attenzione e quindi secondo me è uno sport che vale la pena provare comunque. E come dicevi tu prima, quando qualcuno nasce con la passione per un determinato sport, che adesso magari non è neanche lo speedway in questo caso, però quando uno nasce con la passione cerca di coltivarla. Secondo te una persona che si avvicina, un ragazzo di 15 anni, 16 anni che si avvicina adesso, può far nascere la passione? Sì, io credo che la passione venga prima di tutto da chi lo fa. Se tu sei una persona che ci mette dell'impegno, che ci mette dedizione, anche se magari per dire uno può avere la passione e la voglia di provare, però magari non ha altre capacità, magari meccaniche piuttosto che Esatto. insomma. Però applicandosi un po' è una cosa che non è impossibile per nessuno, cioè, lo speed è uno sport, come stavo dicendo prima, c'è poco da fare, però quello che c'è da fare è da far bene sono comunque cose basilari che qualsiasi persona può mettersi a fare, a parte i motori che vabbè quello dipende Dipende da chi li da fa. altre cose, esatto, da altre persone, però a livello meccanico una moto da speed si può mantenere tranquillamente anche una persona che non ha grosse capacità meccaniche, insomma, chiedendo comunque all'interno del mondo dello speed persone che sono disposte a insegnare o a dare dei consigli, ci sono e ce ne sono tante e secondo me deve essere solo più sfruttato quello che c'è. Ci lamentiamo sempre spesso di quello che non c'è, però non guardiamo chi c'è, chi fa e chi aiuta, e quindi secondo me comunque è uno sport che vale tanto e può essere un bel divertimento anche per un amatore, insomma.
Tornando un attimo a tutte le sensazioni che hai avuto e comunque a tutti i trofei che vedo là, tra l'altro, i grandi risultati che hai ottenuto, hai avuto la possibilità di correre a fianco anche a nomi importanti nel mondo dello speedway. Basta guardare anche solo quest'anno la qualificazione con Jack Holder, Dan Bewley, avevi nomi comunque importanti, e quello che volevo sapere da te è appunto cosa hai provato la prima volta nel sapere che dovevi andare a correre contro queste persone qua. Al tempo magari erano altri nomi, però La sensazione è stata forte, nel senso è stata all'inizio, è stata forte più che poi, perché poi quello è il target che tu, se hai fame, se hai voglia di fare dei buoni risultati, devi avere. Quindi non puoi avere quella voglia di arrivare a quel punto lì e averne paura. ok. Devi affrontarla, e magari le prime volte ovviamente mi sono ritrovato con persone con cui fino a 2 anni prima avevo i poster attaccati in officina e in garage, e poi magari correrci contro, quindi lì diventa un po' più mentale, però l'ho sempre affrontata abbastanza bene, nel senso che io ho sempre detto che tutti siamo lì per fare il nostro, e devi cercare di dare il meglio e basta. Il resto può succedere che, per dirti, ti frega il più, tra virgolette, scarso, vogliamo dire, parlando male, Sì, vabbè. e come puoi vincere la batteria con il più forte. Mi è capitato di battere anche campioni del mondo, che sono diventati campioni del mondo lo stesso giorno nelle Under 21, e ti dà delle soddisfazioni, però io ho sempre pensato che comunque ci vuole della costanza, e la costanza viene sempre è difficile che venga solo da te. Viene da te, viene da chi ti aiuta, viene da chi ti sta intorno, e lì poi diventa più complesso quando inizia a entrare in competizioni più importanti, mantenere a calma, eccetera, diventa un po' stressante, però è una cosa che ti dà carica. Io mi sono sempre caricato all'idea di competere con piloti più forti, con magari materiali sicuramente migliori di miei o altro. Solo che invece di intimorirmi mi dava ancora più carico, perché dicevo adesso li frego con qualcosa in meno, ma ci provo. E quello forse è stato quello che mi ha fatto fare qualche step come pilota. Poi per il resto, insomma, se l'hanno fatto in tanti di loro, vuol dire che ci si può arrivare nel modo giusto. Mi sembra giusto. E, parlando invece di ansia, visto che comunque hai tirato fuori il discorso, hai qualche rito scaramantico? Non so, magari ogni gara ascolti sempre quella canzone, fai un gesto o qualcosa prima di una batteria? Non ho nessun rito scaramantico, non ho ancora acquisito questo. Secondo me non c'è un superpotere per scacciare l'ansia. Anche il campione del mondo, il giorno che sa già che lo sta diventando, secondo me all'inizio della gara è agitato, e insomma fa parte dell'adrenalina che ti dà lo sport, che ti dà la competizione, quindi io non ne ho mai avuto uno. Però adesso anziché appunto trovare la strada da solo, ho intrapreso un percorso insieme a un mental coach che mi sta aiutando a mantenere la calma, insomma, magari ad acquisire Quella sicurezza in quella più. sicurezza in più che magari uno si dà con una canzone piuttosto che in altri modi. Credo che sia una cosa molto utile per qualsiasi sport e anche per la vita, e secondo me dovrebbe essere usata molto di più. A volte le persone pensano che se vai da una persona a farti aiutare per raggiungere un risultato, oppure per risolvere qualche problema che hai anche al di fuori dello sport, sei impazzito. Invece non è così. Ogni buon sportivo ha il suo preparatore, insomma il suo aiutante, se non ce l'ha
se non riesce ad esserlo da solo, tranquillo durante le competizioni o altro, insomma è uno strumento che c'è, che esiste, da usare. Ovvio. E invece per quanto riguarda la moto, si è sempre visto il numero 14 sulla tua? Non c'è un motivo particolare? Sì, c'è un motivo particolare. Il numero 14 è un numero che mio fratello ha sempre avuto nella sua moto. Io non ho mai avuto un numero, in realtà nel corso degli anni non ho mai avuto un numero nelle mie moto. E per me significa tanto che ho deciso di usarlo e il simbolo sarebbe il compleanno, il giorno di compleanno di mia nipote. Ah, ok. E così ho deciso di usarlo anch'io e di mantenerlo. Adesso sarà un po' modificato perché nelle competizioni di speed, ricordo il pubblico, ci sono sempre, almeno nelle gare regolari, 16 piloti e quindi non si può avere il numero personale al di sotto del numero 16. Quindi adesso aggiungerò un numero, ma comunque sempre con significato, non cambierà niente. Partirà sempre dal 14, Sì. O comunque ci sarà sempre Ci il sarà 14. 14, intanto sì. Magari anche il discorso può essere ampliato, che dicevi appunto che è arrivato anche il mental coach, ma non solo quello, perché da quest'anno, come si può leggere un po' sia là che qua, è arrivato proprio il team, quindi come è arrivato questo team? Da dove è arrivato? È arrivato per sbaglio, diciamo. Ok, occhio a quello che dici perché potrebbero giudicarci in questo momento. È arrivato, sì, è arrivato dal nulla, tramite delle conoscenze e delle amicizie che sono nate alla fine dell'anno scorso. L'idea a me è sembrata buona da subito, contando che comunque ero in un periodo in cui non avevo un team, non avevo più, ho avuto un team, però per causa del lavoro, impegni, comunque le persone di cui ne facevano parte non avevano più il tempo da dedicarmi e da dedicare al team, quindi è stato deciso di chiuderlo e poi è subentrato Alessandro, che è il Bigatto, che è il Esatto. presidente del team Speedmaster. di Speedmaster, esatto, e parlando nello stesso posto in cui sei tu questa sera, nella mia officina qua, ci ho messo un po' a discutere di cosa serve, di cosa non serve, di difficoltà, di quanta fatica fosse appunto star dietro a tutto, mantenere comunque un buon livello e lui ha capito i problemi che avevo e si è prodigato per aprire appunto il team in maniera super fast, perché ne abbiamo parlato a gennaio, a marzo si iniziava il tutto, è stata un po' una corsa. Sì, perché mi ricordo che a marzo comunque si è fatto un allenamento a Udine e già lì ti avevo intervistato nel video e mi ricordo che mi avevi detto comunque che c'è un nuovo team e con il nuovo team state lavorando bene, Sì. quindi si era partito proprio da inizio anno. Sì, siamo partiti appunto da inizio anno, velocissimi, però quasi non rendendoci neanche conto di quello che stava accadendo, perché se hai un tempo per prepararti e per capire cosa stai affrontando, riesci un po' a spalmare gli appuntamenti. Nel nostro caso non ci siamo riusciti perché appunto siamo partiti a 1000 Tutto di e fretta. comunque siamo partiti di fretta, siamo partiti facendo tutto quanto comunque sempre bene, quindi secondo me la mossa è riuscita bene. Vabbè, i risultati si sono visti comunque perché eri sempre secondo in campionato, hai chiuso secondo comunque in campionato nonostante il team comunque è partito da gennaio, quindi comunque si è visto bene quello che è stato il tuo percorso di quest'anno. Invece per gli anni futuri hai qualche progetto in mente o comunque come procederà adesso il lavoro?
No, adesso l'intenzione nostra è di rendere ancora più solido il- il- il tutto, il meccanismo, il rapporto che abbiamo con gli sponsor, insomma la professionalità in cui facciamo le cose, avere un po', cioè darci il tempo per lavorare bene e fare le cose giuste. E Alessandro è la chiave del team perché comunque si dà da fare con tutti, Ha lanciato un'occhiataccia in questo momento. con tutti per tutto e il team si dedica anche ad altri piloti di altre specialità, di cui il cross, che un po' non è andato un po' a ridento per altri problemi, il flat che invece sono stati più bravi di noi nello speed perché hanno anche vinto la categoria e quindi Anche di recente comunque. facciamo un applauso anche per Maran che appunto ha vinto il campionato di flat track. Per quanto riguarda il resto, noi non abbiamo in realtà, cioè, il nostro obiettivo è di migliorare sempre e noi pensiamo che migliorando sempre poi vengano anche i risultati. E penso sia il modo più giusto di affrontare le cose, perché se ti poni poi obiettivi troppo grandi eh, ci resti male, però stiamo lavorando bene, stiamo facendo le cose giuste, quindi penso che comunque ci toglieremo qualche altro sassolino Dalla dalla scarpa. scarpa sicuramente l'anno che viene. E giusto per chiudere un po' il tutto, se dovessi in questo momento lanciare un messaggio a spettatori giovani comunque che ci stanno guardando sul mondo dello speed, cosa gli diresti per avvicinarli, per farli provare, Eh, per io entrare dico, insomma in questo mondo? di essere informati bene, di seguire le pagine dell'autoclub, comunque Leonigo e di Udine Terenzano appunto, e le nostre pagine perché noi pubblicizziamo un sacco queste cose qua e cioè, ci teniamo veramente tanto e io stesso anche quest'anno, anche se ho avuto una montagna di impegni, ho contribuito alla causa sistemando le moto per i ragazzi che dovevano venire a fare le scuole, aiutati in pista, quindi loro devono pensare solo a venire, a divertirsi e magari anche a capire qualcosa di queste moto. Il costo della prova è una sciocchezza perché basta fare la tessera member FMI e assieme alla tessera ci sono tantissime possibilità perché uno può avere degli sconti sui biglietti di ogni gara del campionato e addirittura mondiali eccetera e può fare da meccanico, può aiutare se gli piace per dirti anche andare solo sul trattore ma far parte del mondo dello speed, può venire a aiutarci in pista, cioè, si possono fare svariate cose. In più con questi 35 euro si può partecipare a tutte le date che verranno in calendario delle scuole, quindi buona parte anche se non di abbigliamento solitamente il nostro consiglio è di avere l'abbigliamento base del cross, anche perché per il fatto di taglie eccetera magari diventa un po' problematico, però ne abbiamo magari se contattano il motoclub in maniera in anticipo abbiamo anche del materiale da mettere a disposizione per i ragazzi che non ce l'hanno o che comunque hanno un po' più di difficoltà ad avere la disponibilità economica per pensare di comprarsi tutto un vestiario che poi magari non andrà più a usare perché non è scontato che se vieni a provare poi ti piace oppure capisci che non è una cosa che fa per te e probabilmente magari hai buttato dei soldi inutilmente, quindi abbiamo anche lì abbiamo cercato
di avere il motoclub ha cercato di avere anche del materiale per vestire i ragazzi, che è stato offerto da Atena Store e da Jet, quindi anche lì comunque siamo stati aiutati. In generale comunque tutti stiamo lavorando per cercare di portare agli albori lo speedway. Difficilmente, perché comunque ci sono sempre degli ostacoli e non è così facile, però io consiglio a tutti i ragazzi che, se hanno un po' di passione di moto, che possono tranquillamente venire a provarlo, insomma. Chiaro. Vabbè, io ti ringrazio di essere passato anche tu qua in questa nuova serie che è iniziata da poco, e non ti chiedo neanche quali sono i prossimi appuntamenti, perché il campionato è chiuso e adesso c'è la pausa invernale, e anzi ci rivedremo sicuramente l'anno prossimo con il nuovo campionato e tutte le date che ci saranno. Certo, Quindi grazie di tutto e ci vediamo l'anno prossimo. grazie a te e grazie a tutti, e ci vediamo.